Il San Giovanni di Dio, la cui moderna struttura è già sotto inchiesta poiché si ritiene costruita con cemento depotenziato, registra una non ottimale organizzazione che causa disagi all'utenza per ciò che riguarda i reparti di urgenza ed emergenza. A seguito delle continue lamentele e segnalazioni dei pazienti e dopo numerosi interventi del segretario provinciale della CGIL, Alfonso Buscemi, che ha segnalato e suggerito all'ASP la soluzione per cercare di colmare la carenza di personale medico in reparti nevralgici, abbiamo voluto verificare quale sia la situazione al pronto soccorso di Agrigento. Il centro di emergenza è sicuramente il reparto che necessita di maggiore attenzione. Le lunghe file per il primo soccorso sono un problema per i pazienti, i quali lamentano così i loro disagi. Non sembra efficiente, non sempre, perché ci sono lunghe code, magari mancherà del personale, io non lo so adesso com'è l'organizzazione, però ci vorrebbe sicuramente un approccio immediato col paziente, qualunque sia, cioè indipendentemente dal codice con cui viene segnalato l'intervento. Arriviamo e non sappiamo quello che dobbiamo fare, poi ti mandano allo sbaraglio dove vai qua, vai là, non è che una vecchietta come ama l'accompagnano a dire questo reparto, perché non possono neanche camminare, vede come ora mi fermo ogni 5 minuti. Quindi servirebbe più organizzazione e forse più personale. Sì, più personale soprattutto. Magari ogni tanto troviamo qualcuno che è abbastanza gentile e quindi alla fine si va avanti. Tante difficoltà, tante, perché fanno stare i malati ore e ore messi dentro il corridoio senza chiamarle, senza chiamarle, quindi c'è proprio disagissimo, non disagio. Quindi serve più organizzazione. Certo, più organizzazione e più personale, sinceramente, se devo dire, è così. Ma l'ospedale di Contrada Consolida ospita anche importanti realtà territoriali. È il caso di nefrologia, ma anche di qualche altro reparto ben gestito dal personale medico. Sono soddisfatto del servizio che ho avuto nell'ospedale perché domenica è nato mio figlio e quindi grazie degli auguri. L'equipe è stata formidabile, è stata seguita, non è stata mai lasciata da sola e quindi per me un plauso ai dottori, alle ostetriche, alle infermiere, a tutti indistintamente gli operatori dell'ospedale San Giovanni di Dio.